Beh raga, ciao a tutti, come del veneziano, pole position, prima pole position alle van per veneziano, con 1.45.8 e... Beh ragazzi, occasione più unica che rara. Vai, si parte ragazzi, partenza arrogantissima di veneziano che voleva già ammazzare qualcuno. Abbiamo ammazzato forse chi è Cavare in testa, chi è in testa? Mamma che partenza orrenda. Partenza penosa. Ecco, Cavare in testa, ma noi siamo qua. Siamo già secondi. Devo ancora capire come fare la partenza bene, cioè non riesco a schiacciare niente, se no faccio il drive thru. Cavare in testa, Cavare in testa. Magari tanto secondo posto me lo godo, però proviamoci, visto che abbiamo preso la prima pole in carriera, proviamoci. Dietro tanti sorpassi intanto. Attenzione. Jorge Mano Lorenzo. Il non magnifico prende la seconda piazza, ma il come stacca un attimino meglio. Ok, perfetto. Cavare in fuga, però il Cava in fuga. Fuga per Cavare. Pianza, una curva pericolosa. Ok, il primo giro è andato, ne restano 4, first lap, 4 lap, che posto, ma che cazzo so io dire? Gume, sveglia Gume, Gume gasato per questa pole irridata. Quest'altra curva bellissima, ma pericolosissima. La moto sbanda, la fisica però si fa sentire. Sta guidando bene Cavare. No, mamma mia. Rischio incalcolable. Voglio sforzare troppo perché il secondo posto comunque va più che bene. Una gara anche abbastanza favorevole. Devo c'è addirittura il Mugello e là voglio la vittoria, dobbiamo fare un bel filotto. Il Cume tenta il filotto. Attenzione, c'è il non magnifico. Il non magnifico. Che mi dice di prendere la seconda piazza, ma il Cume risponde. Il Cume è risposto da campione. Bravo Cume. Bravo Cume. Dobbiamo stare attenti qua ragazzi. Abbiamo sviluppato una parte solo del motore, non l'accelerazione ma proprio la velocità di punta. Faremo così per le prime volte. Dobbiamo portare la moto a un buon livello. Terzo giro andato. Con la fisica proprio a stare concentrati fino alla fine. Ok, very good, very good. Uno dei più tipici very good. Ok, bene. Cavare però se n'è veramente andato, Fuga per Cavare. Ok. Adesso
c'è Pippottel. C'è Pippo. C'è Pippo. C'è Pippotto. Pippotto. Pippottel. Pippotto. Vorrei proprio guardare il Pippotto, rischio. Ma ha presa malissimo infatti. Per guardare il Pippotto. Porca miseria, beh ormai il Caba è andato. Il Caba è andato. C'è la sfida con Pippotto secondo me. Ok, quarto giro in corso. 2 laps remaining nell'inglese, sempre più come indiano. Piano, come pianino, cioè pianino nel senso non fare errori scandalosi. Mi supera Masia, il sondaggista Masia di Lacetto. Il sondaggista mi supera. Le gomme sono un po' calate, anche la moto. Adesso la lotta vera per il secondo posto e per il podio. Pippotto non c'è più, non Lorenzo, il Lorenzo Taroccato. Perché Masia lo superiamo, il sondaggista Masia. Perdiamo una posizione importante, cavolo. Le gomme sono un po' andate. Un giro e mezzo alla fine, attenzione Martin, la moto comincia ad avere problemi. Dopo non abbiamo una moto di primo ordine, anzi. No, come attento, mamma mia. Poi risetto il drive thru. Masia si è preso con arroganza. Faccio fatica a tenerla adesso. Rischiamo di perdere il posto nei cornflakes. Ma dov'è il posto? Almeno il podio, cavolo. Inizia l'ultimo giro con un veneziano abbastanza difficoltà. Siamo tutti attaccati ragazzi, Moto 3 è così. Questa è la Moto 3. Mamma che rischi. No, bruttissima sta curva, perdo anche il podio. Rischio di perdere anche il podio se vado avanti così. Piano, come piano ma preciso. Tanto anche Masia, ma non lo prendiamo più. Mamma mia, attenzione ancora. Non è drive thru, siamo su rigoroso con le penalità. Ci sta andando di lusso, però non possiamo più sbagliare. Vicinissimo a Lorenzo Taroccato. Gestiamo le ultime curve, questa l'ha presa un po' lenta, l'ho presa però Ho sfruttato una bella pole position, non sprechiamo tutto. Occhio. No adesso, no adesso. Mamma mia, sto rischiando. Yes, ed è podio, podio, podio! Woohoo! Grande Kuma. Grande Kuma, grande Kuma. Buon podio. E siamo quarti nel mondiale, ragazzi, anche se Cane è leggermente in fuga. Fuga caniana. Mamma mia, ragazzi. Bella, 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 bella. Stiamo salendo, stiamo salendo, stiamo salendo. Molto molto good. Un terzo posto che fa bene fa morale. Team, 16 punti in più in classifica. Ragazzi, veramente la qualifica che non ti aspetti. Dopo il grande podio di Le Mans, 27
20º nella gara dove ho vinto il rookie. Questa è la MotoGP, ragazzi, anzi la Moto3, questo è come un uomo curioso. Vai. Devo fare una gran rimonta e ci vogliamo della punta. Siamo ancora tanto discontinui, ragazzi. Siamo iper discontinui. Adesso qua possiamo buttarci un po' a go-go. È una gara che amiamo, non capisco se stava con una qualifica, non sono riuscito a trovare per niente il feeling. Oh, bastardini. Il piccolo Enea, Gianduiotto superato. Mi ha già presi tanti, però. Ho la sensazione che andrò meglio in gara rispetto alla qualificazione che magari giochi così. Oh, Pippotto è Pippotto per gli amici. Dobbiamo lottare qua, sembra una rimonta incredibile. Ma qua siamo in casa. Una qualifica cannata a cannone. No, adesso qualcuno rischia un po', ma con arroganza, c'è magia. Il sondaggista magia. Siamo già 11esimi, buono. Qualche punto lo voglio portare a casa, deve arrivare in top 5, ma la vedo dura perché sui primi cominciano a... La cosa più facile l'ho fatta. No, bruttissimo errore. Mamma che brutto. Due curve prese veramente male, perdiamo una posizione ancora. Crisi per il culo, crisi nera. Dopo quello che ho fatto di bello in rookie non mi aspettavo una gara così difficile. Ho proprio una moto di merda, ragazzi, la cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Dopo sta gara però potremo sicuramente metterla un po' a posto. Ok, 13esimi, siamo lontani da tutto. L'obiettivo è arrivare decimi nella classifica mondiale, penso che ce la possiamo fare abbastanza tranquillamente. Però qua il mondiale mi aspettavo minimo top 6, cioè top 6, top 5, invece questo gioco non è per niente facile. Tanto il primo giro è andato con Cabaret sempre in fuga, ragazzi. Cabaret veramente fenomeno, il fenomeno Caba. Ne abbiamo tanti a portata, però se riusciamo a guidare al top ne possiamo prendere almeno 4 o 5, secondo me. Ho questa piccola convinzione. Crediamoci, crediamoci. Tutto è possibile. Guarda Antonelli, guardalo. Arrogantissimo Antonelli. Su magia. Il sondaggista di La 7 mi sembra. Molto bene. Qua ha fatto una buona cura. Proprio dei problemi nella parte centrale. Occhio, mini pume. Ok. Relax. Eccolo qua. Io l'arrabbiata 2 proprio non la so fare. La cosa è abbastanza ufficiale, errore scandaloso l'arrabbiata 2. Curva veramente improponibile per il cubo quest'oggi. Questa parte del tracciato sbaglio oggi, non capisco il perché. Vai. Crollo all'arrabbiata 2. Peccato perché potevamo recuperare posizioni, invece ancora crollo umiliante e umilioso nel gergo comendiano, nel gergo di un uomo che ha vinto, ha fatto bene le masse, se non cagare la rotella. Ma va bene. Dai, cavolo. Ok, mancano 2 giri alla fine con questo. Oh. Two laps remaining. 2 giri alla fine, ragazzi. L'inglese comendiano è sempre più perfetto. Molto good. Però dai.
Ah, Dio mio. Sono concentrato nella speranza di poter riprendere il gruppetto di là, che lo potevo prendere tranquillamente, ma se sbaglio l'arrabbiata 2, cioè allora vaffanculo. Questa va bene. Dobbiamo azzeccare questa. E adesso l'ho fatta bene, ma siamo distanti. Ho paura che o così o peggio, o arriviamo 12esimi o sbagliamo. Vabbè, c'è ancora un giro, però un giro e mezzo circa. Proviamoci, mamma mia, qua ho scodato. Ce ne sono un po' andati purtroppo. Adesso inizia il final lap come indiano. A breve. Però sono lontani, cavolo. Ho perso troppo nel secondo giro. Vabbè. Sono ancora molto discontinuo purtroppo. C'è una moto del cazzo, cioè fondamentalmente raga, quello è il vero problema, che è una moto della Chicco, della Prenatal, cioè, o della Clementoni, cioè voi la scelta, ma dove vogliamo andare con sta moto? Guarda McChicken, ragazzi. Cerchiamo di tenere la 12ª piazza, va. A qualche punto, ma comunque va bene. Pensavo il contrario, male alle man, bene al Mugello, invece il contrario, cioè che il mio pilota si è un po' gasato e ha pensato di fare già cacao. E invece torniamo un po' nell'oblio. Inaspettato questo risultato. Dopo un podio francese e la disfatta italiana. Mi dispiace perché l'altro anno nella categoria rookie mi ha fatto benissimo il Mugello. Mamma mia, addirittura con la prima vittoria in carriera. E adesso qui in Moto 3. Solo le briciole. Ho pagato forse una qualifica veramente orrenda, perché una delle peggiori qualifiche in carriera, mamma mia. Se la moto non c'è molto oggi, Neanche il cume forse, però qua scudo tanto. Problemi probabilmente di usura. Stiamo rischiando tantissimo di perdere anche la 12ª posizione, raga. Questa cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Devo frenare prima adesso, se no rischio veramente di andare fuori. Però dai, come primo anno non è neanche malissimo, c'è di peggio, raga, c'è di peggio. Bisogna avere pazienza, avevamo una moto da 10º posto e avevamo una media molto superiore a... No! Come deve riprendere se la colleghi con i denti. Me la sono ripresa. Vince Cabaret. Come 12esimo, un po' in difficoltà. Va bene, dai, pazienza. Non ti incazzare, dai. Ok. I protagonisti di questa emozionante gara stanno nel mondiale siamo settimi, però siamo tutti là, diciamo fino al terzo ci si può fare Cabaret, una fuga senza precedenti. Qua vediamo se aumentiamo. Molto bene, molto good, e si gode. Anche se non è riuscito a raggiungere il podio. Va bene, però l'obiettivo scuderia ero centrato, che era 13º posto, mi sembra. Va bene. Very good. Allora adesso però bisogna assolutamente aggiornare ancora un po' il motore. Guarda offerte. No. E cacchio. Già mi vogliono, ragazzi, già mi vogliono. Beh, allora però Migno Arenas, no, con Rosy Binder. Ci potrebbe stare però con Rosy Binder. Sono uguali tanto, vado con Rosy Binder, cioè vado con Rosy Binder. Sì, fermo, e subito trasferimento, ragazzi, trasferimento arrogante, mail. Perfetto. No, non possiamo svilupparla, però giusto. Vabbè. Però abbiamo una moto superiore, vediamo Rosy Binder dov'è in classifica, in realtà è dietro di me, però.
Cazzo. Rosy Binder a 0 punti. Bene, sono cose che mi eccitano, però c'è anche da dire che con l'altra, cioè raga, cioè, siamo più scarsi, nel senso, come prestazioni era inferiore. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. In Moto 2 vediamo chi sta vincendo. MotoGP, scusate. Dovizioso ancora, che è campione anche in carica, vuole fare il secondo titolo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!